Le varietà scovine, le uccellut, stiarlin, forzarin e piccoli neri, che sono le prime che vengono mettute. Dopo vengono mettute la chianoria e la cordenossa insieme, e per ultimo il fumato in chiamò. E un po' quella volta è cominciata a vinificare, a separare le varietà l'una dall'altra, e quindi anche per seconda volta mettevo in bianco un bianco e rosso un rosso, no? E vi ho veduto che le varietà erano invalide. E di chi è stata una scoperta non solo per me, anche per tante in le zone che non sapevano, anche che non esistevano, no? Che varietà ski. Se no vinc un merito perché abbiamo salvato un patrimonio genetico che si perdeva. Di fatto sono premiata anche al Veneto nel 2010, benemeriti della viticoltura italiana, che è stato il riconoscimento più importante che abbiamo avuto. Ecco. La mia soddisfazione è che vengono gli emigranti che sono all'estero, prima di tornare via vengono a prendere che varietà ski, perché è parte di un prodotto di viare, è un prodotto dal territorio, che è mettuto praticamente in terreni smarnosi e che è mettuto sulle rive del tagliamento, vinificate separatamente e dando i vini completamente diversi. Quindi è interessante anche scoprire che roba ski, perché ogni vita ha bisogno del microclima, del terreno e del supporto del portainnesto. E quindi quando tu credi di sapere altro non tu sai niente, perché tu vieni a scoprire sempre più con cui tu lavori di solito. No?